questo bel colpo messo a segno alla fine di un lungo gioco che ha tenuto con il fiato sospeso il numeroso pubblico, lo slovacco Andrej Martin, 242esimo in classifica, si è aggiudicato il torneo ATP 2001 Team Challenger Città di Padova, che ha messo in palio un montepremi da $50.000. Il 25enne di Bratislava ha superato in finale lo spagnolo Albert Montañés, già 22esimo del ranking ATP e ora al 126esimo. Un match emozionante e ricco di colpi di scena, quello giocato sul campo centrale del Tennis 2000. Alla fine la spuntata Martin con il punteggio di 0-6, 6-4, 7-6. Partito in difficoltà con Montañés che in meno di mezz'ora ha infilato 6 giochi a 0 nel primo set, lo slovacco ha recuperato bene nel secondo, costringendo l'avversario a giocare un combattutissimo terzo set. Colpo dopo colpo Martin è risalito e è riuscito ad aggiudicarsi il torneo, ricevendo anche i complimenti dello spagnolo. Che il talento slovacco fosse in buone condizioni lo si era capito già al secondo turno, quando aveva eliminato il numero 1 del tabellone Alejandro González, 104 al mondo, e poi ai quarti di finale, quando aveva superato l'azzurro Alessandro Gianessi. Un trionfo il suo condiviso con familiari e fans che l'hanno sostenuto in questa sfida e dai moltissimi ragazzini che oltre ad assicurarsi un autografo a fine partita hanno fatto a gara per aggiudicarsi perfino gli asciugamani del campione. Inizio difficile di questa partita, ma poi hai recuperato e alla fine hai anche vinto. I was really tired at the beginning. Sì, all'inizio ero molto stanco, dato che durante lo svolgimento del torneo è stato un caldo eccezionale. Inoltre ho pagato la stanchezza dei tornei precedenti e francamente non me l'aspettavo di essere così esausto. Al primo set ero veramente mortificato, anche per il pubblico, perché non ha visto un buon tennis da parte mia, ma poi mi sono reso conto che anche il mio avversario era sfinito. Ho preso l'opportunità al volo e ho ricominciato a lottare. And I just started to fight, and it was a really big fight at the end. Durante il torneo avevi già superato la testa di serie numero 1 Alejandro González. Yes, it was a great match for me. È stata una gran gara, ho vinto 6-2, 6-3. È stata una gran giornata per me, posso dire che ho disputato una delle mie migliori partite e sono felice perché finalmente ho fatto una bella prestazione dopo molto tempo. Ed è stato lì che ho capito che avevo qualche possibilità di vincere il torneo. Ti aspettavi di vincere? In ogni torneo a cui prendo parte gioco per vincere. Inoltre avevo già vinto alcuni Challenger, quindi sì, speravo proprio di vincere. Il doppio ha laureato invece il duo russo composto da Mikhail Elgin e Andrei Rublev, che in finale hanno avuto ragione degli italiani Federico Gaio e Alessandro Gianessi. Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento da parte dell'organizzazione guidata dal direttore del torneo Gianfranco Barbiero. Gianfranco Barbiero, siamo qui per uno dei più importanti tornei del Veneto, $50.000 con ospitalità. Sì, è una seconda edizione che svolgiamo di Challenger e quest'anno abbiamo provato a fare anche con l'ospitalità. Tra le tante novità sulle indicazioni proprio dell'ATP abbiamo fatto anche con ingresso a pagamento per vedere un attimino i flussi delle persone, che cosa richiedevano e quant'altro. E che risposta c'è stata? Diciamo, abbiamo scelto comunque la settimana più calda dell'anno e sicuramente nelle fasce più centrali abbiamo avuto grosse problematiche, comunque una buona affluenza soprattutto con i turni serali, dove quest'anno abbiamo potenziato l'illuminazione e siamo riusciti finalmente a fare anche le notturne. Un bilancio tecnico invece della manifestazione? E
peccato per gli italiani, ci hanno fatto vedere delle grandi partite, soprattutto Gaio ha fatto un fantastico torneo, forse ha pagato un po' il fatto dell'essere venuto su dalle quali, è arrivato un pochino stanco, ma gli è mancato proprio un pizzico per ieri contro il suo avversario per poter portare a casa il risultato. Ha sbagliato 2 palle che forse avrebbero cambiato, diciamo, il risultato, però ha fatto un bellissimo torneo, ci è piaciuto molto. Ecco, abbiamo visto che anche Gonzalez, il testa di serie numero 1, è stato eliminato. Sì, hanno avuto un po' di problemi, probabilmente hanno subito anche loro il caldo, sono stati i primi giorni di caldo e hanno avuto delle problematiche proprio nello svolgimento della partita. Poi bravo anche l'avversario che ha fatto di tutto per innervosirlo. Non voglio dimenticare tutti gli altri italiani, perché anche Cicchinato ha fatto una bella partita, è stato molto bravo, Giannessi anche una bella partita, e anche Travaglia, sono tutti ragazzi che meritano molto e speriamo di rivederli a presto. Lei si aspettava questa finale? No, io pensavo che ce la facesse anche il francesino, che era un po' il pupillo di molte raccattapalle, perché è un ragazzo che sta giocando molto bene. Però ieri Martin ha fatto una partita fantastica e l'ha dominato sempre. Il francesino a cui si riferiva è? È Emery, la pronuncia non è perfetta, però è diciamo, il ragazzo che assomiglia molto a Noah come impostazione, anzi è una via di mezzo tra Noah e Monfils, molto elastico, molto bravo, molto tecnico, gioca molto bene. Paolo Frasson, maestro, raccontiamo un po' questo torneo attraverso i numeri. Beh, dunque, come vedete, intanto per la finale c'è quasi tutto esaurito in tribuna, quindi siamo vicino al 1.000.000 di persone, che sono numeri importanti. E poi che dire, sono stati impegnati circa 60 raccattapalle, che va dall'età dai 9 ai 16 anni, e una trentina di giudici di linea, e tutti adulti ovviamente, perché il regolamento prevede questo. E dietro l'organizzazione insomma decine e decine di persone che ci lavorano da mesi e mesi. Rispecchia un po' quelle che sono anche, diciamo, la nostra filosofia a livello di accademia, e quindi abbiamo voluto proprio a compimento di un certo tipo di lavoro a questo torneo, insomma, il nostro presidente per questo è stato molto bravo. Le aspettative quindi sono state centrate in pieno? Sì, assolutamente. Vorrei precisare che questo torneo, questa manifestazione è stata fatta anche e soprattutto per i nostri ragazzi, perché deve essere un veicolo di pubblicità molto importante, e infatti tutti i ragazzini sono stati tutti contenti, stanchissimi anche le raccattapalle, veramente bravi, però molta passione. Quindi questo torneo ha toccato soprattutto i bambini, i ragazzi, e sicuramente avrà messo più passione e più voglia di giocare a tennis. Si può già pensare al 2016? E fra qualche mese cominceremo a pensarci, credo. Per l'organizzazione l'ottimo risultato del torneo rappresenta un'ulteriore soddisfazione dopo quella ricevuta dalla recente promozione in A2 della squadra femminile del plebiscito. Parliamo invece dell'Academy. A che punto è la stagione? Io sono venuto da un paio di mesi. Delle soddisfazioni ci sono state, ad esempio la squadra di B femminile è passata in A2, che è stata una grossa soddisfazione, e adesso cerchiamo di organizzarci per alzare il livello dell'offerta che diamo, per dare l'opportunità ai giocatori di poter diventare tali.
Vicepresidente Gianni Milan, sono numerosi i tornei Challenger che si giocano qui nel Veneto, una grande percentuale a livello nazionale. Questo quanto contribuisce ad elevare il livello del tennis regionale? Beh, moltissimo, anche perché questa è la prova che la dirigenza veneta e di tutti i presidenti del Veneto stanno facendo un ottimo lavoro, hanno molta passione, vogliono confrontarsi con tornei di questo livello e quindi in questo modo riescono ad acquisire moltissima esperienza e questo mi rende molto orgoglioso, perché vuol dire che dietro a me ci sono una scheda di dirigenti molto, molto valida e molto importante. Questi tornei sono anche un modello, un esempio per i giovani tennisti. Sì, il fatto che oltre che in Veneto anche in tante altre parti d'Italia ci siano questi tornei fa sì che i nostri giocatori italiani possano acquisire wild card e fare un'esperienza interessante, valida, importante in questi tornei per misurarsi subito con dei giocatori di un certo livello. Anche la finale di oggi a Padova gioca in finale un Montagnese, un giocatore che è stato tra i primi 50 del mondo. Peccato che Gaio abbia perso, però stanno facendo dei buoni risultati, un buon punteggio che così possono acquisire per la loro classifica mondiale.